La locanda Zanella, nella quale mi trovo qui a Cavallino Tre Porti, è un luogo emblematico per la cultura del pesce e lo testimonia proprio la sua storia, una storia che ormai è quasi trentennale, nella quale la famiglia ha sempre messo al primo posto la territorialità, ovvero il pescato che arriva direttamente dalla laguna. E lo ha fatto, sembra quasi un paradosso, seguendo il richiamo delle origini. Quando è iniziata la vostra storia? La nostra storia è iniziata, prima abbiamo fatto tutta la gavetta come si fa e poi abbiamo girato un po' il mondo e poi alla fine insomma il proprietario di questo casolare che aveva sentito parlare di noi, che eravamo in giro, ci ha proposto questo locale che era praticamente in fallimento da 6 anni e appena l'abbiamo visto insomma ci siamo innamorati. Noi siamo tra l'altro nati qua, quindi siamo super autoctoni e alla fine insomma abbiamo deciso di iniziare questa avventura mettendoci in proprio, insomma dopo diversi anni che abbiamo lavorato insomma in giro per il mondo, insomma. Ecco. Avete girato il mondo, però alla fine siete tornati a casa proponendo le cose di casa. Certo, certo, alla fine la terra dove nasci chiama sempre, tra l'altro noi abbiamo sempre avuto un buon e bellissimo feeling con il nostro paese e abbiamo iniziato questa situazione chiaramente con delle idee chiare, perché il nostro territorio ci offre veramente un pesce, dei vegetali, delle verdure che sono incredibili e abbiamo optato per fare quasi tutto a chilometro zero. Insomma, a me non interessa vendere caviale o vendere, che ne so, aragoste, che qua in realtà non ci sono. Qua serviamo i prodotti tipici della nostra zona, soprattutto quelli di laguna, dove l'acqua è molto più salmastra e quindi il pesce ha un sapore differente di tutte le altre parti, non c'è storia per nessuno, insomma. E così la stessa cosa per i vegetali, crescono sulla terra salata, quindi noi quando raccogliamo un vegetale a noi non serve neanche condirlo, abbiamo già il top, possiamo solo cucinandolo, possiamo solo rovinarlo, che però con un po' di tecnica, insomma. All'epoca proporre soltanto cose del territorio poteva sembrare una scelta coraggiosa o forte? No, allora noi abbiamo sempre fatto, giustamente la gente si aspettava qualcosa perché sapeva che eravamo andati destra e sinistra, quindi abbiamo anche un menù del giorno dove proponiamo sempre qualche piatto un po' ricavato dal normale, anche se, ripeto, il 100% è la nostra tradizione, magari cerchiamo Certo. di trasformarlo in una chiave moderna, insomma, qualcosa, qualche tocco, insomma, per far anche capire la nostra professionalità, altrimenti se prendiamo un pesce e lo facciamo alla brace, buono perché il pesce è buonissimo, ma lo possono fare tranquillamente anche a casa, insomma, Chiaro. quindi facciamo sì il pesce alla base, ma magari ci abbiniamo una salsina o un qualcosa che dopo chi vuole se l'aggiunge o meno, ma giusto per far capire insomma anche le nostre potenzialità. È vero che voi siete stati innovatori anche in un piatto apparentemente semplice, non banale, ma semplice come il fritto? Beh, il fritto diciamo che ci sono pochi elementi insomma essenziali. Quando hai un olio nuovo e fresco e il pesce di laguna non serve niente altro, insomma, alla fine se tu prendi un olio per risparmiare di quelli che non sono in grado di raggiungere i 180 gradi o hai un pesce surgelato o congelato come vuoi dire, insomma, arriverà un discreto prodotto, ma non sarà mai il 100% della sua fragranza, del suo sapore. Però voi siete stati i primi che, se non sbaglio, avete messo anche le verdure. Sì, questa è proprio una nostra idea, prima di tutto perché abbinare delle verdure con un fritto favorisce la digestione, perché le verdure secrezionano i succhi gastrici per avere una migliore digestione e leggerezza. E poi dovevamo valorizzare le nostre verdure perché veramente sono eccezionali, sono ancora migliori del nostro pesce, le nostre verdure.
questo abbinamento poi è anche un po' colorato, quindi anche la presentazione del piatto è molto bello, molto carino, insomma. Siamo nell'epoca ormai da diverso tempo della cosiddetta globalizzazione, che purtroppo nel settore gastronomico vuol dire anche massificazione e omologazione dei sapori. Vi sentite un po' in controtendenza in questo? No, noi seguiamo la nostra linea e sinceramente abbiamo dei sponsor molto positivi, siamo cresciuti in maniera, ogni anno noi abbiamo l'incremento e l'aumento, quindi ogni tanto ci facciamo qualche domanda, però se continuiamo a crescere molto probabilmente è la strada quella giusta, insomma la gente all'inizio faceva un po' fatica a vedere le verdure abbinate al pesce perché insomma 28 anni fa quando abbiamo aperto era un tabù grande, no? La gente voleva il pesce da una parte, la verdura dall'altra, eccetera, eccetera. E noi in questo abbinamento che abbiamo fatto adesso si sono reso conti, anche perché quando escono da questo ristorante possono andare a giocare a calcio, non c'è pesantezza, non c'è olio esausto, vecchio, bruciato, dove tendenzialmente Certo. ti addormenti dalla pesantezza. Qua quando mangi tu puoi tranquillamente continuare la tua giornata perché è importante mangiare bene e anche insomma dopo aver mangiato sentirsi bene, leggeri. Ma che è un segreto, Renzo? Allora, finché è un fritto, due fritti, va benissimo così, lo butti dentro e quando è cotto lo tiri su. Se ne devi fare parecchio, tipo 5-6 fritti, quando l'olio è a 200-220, quando io metto dentro un chilo di frittura fredda da frigo, logicamente da 200-220 me lo porta a 120, 130, 140 e a un certo punto me lo lessa il pesce, non me lo frigge più. Allora il segreto è, dopo 2-3 minuti che è dentro, tirarlo su, aspettare un minuto e mezzo in modo che l'olio riprenda la sua temperatura, lo metti dentro un altro minuto e il pesce rimane croccante fuori e morbido dentro. Lo fai da qualche tempo, mi pare, da qualche settimana te imparare a fare il fritto. Sì, sono 2-3 giorni. Luca, quanto è stato importante in tutto questo percorso l'essere in famiglia? Beh, l'essere in famiglia, diciamo che lo sai benissimo che quando c'è da correre, uno di famiglia purtroppo corre il doppio di una persona normale, senza nulla togliere ai miei bravissimi dipendenti, perché ho gran rispetto per loro e senza di loro chiaramente non saremmo arrivati a queste situazioni, però quando vedono che tu ti schieri sempre in prima linea, loro insomma una volta rimangono dietro, poi vogliono chiaramente apparire anche loro in prima linea, quindi è una scia che noi facciamo e loro ci seguono con gran piacere alla fine, insomma. Ci si emoziona ancora a fare questo mestiere dopo questi anni, Luca? Allora, io la mattina vengo con il sorriso e appena mi accorgo che non avrò più il sorriso, vuol dire che è il momento di smettere. Ciò non toglie che il sacrificio che noi abbiamo qua dentro è qualcosa di inverosimile, perché quando sei in proprio, quando sei di famiglia, devi fare molte più ore di lavoro che quelle che rimangono per goderti la vita. Però insomma è una scelta un impegno che ci siamo presi e comunque sia quando fai un lavoro che ti piace fai molto meno fatica di qualsiasi altra cosa. Insomma. Quindi continuiamo con questo trend. Ti senti fortunato a essere qui? Sì.